Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati a un'altra puntata di Auto da Fè. Quest'oggi abbiamo come ospite una collega, una giornalista che sicuramente molti delle ascoltatrici e degli ascoltatori ricorderanno, perché è stata anche una brillante conduttrice e autrice di un programma sul fisco e sull'economia qui a Radio Libertà, non moltissimo tempo fa. Sto parlando con Giorgia Paccione di Bello, che intanto saluto e ringrazio. Giorgia, ben trovata. Grazie dell'invito. Giorgia Paccione di Bello è giornalista, si è occupata e si occupa di informazione economica, ha lavorato per Italia Oggi, La Verità, Panorama e, come ricordavo, ha collaborato anche con la nostra testata, ha scritto un libro, credo sia il primo libro. Sì. Il primo libro dedicato a quella che è la tua generazione, Giorgia, ovvero i millennial, la generazione dimenticata. Il libro è edito da Capponi Editore e lo trovate piuttosto facilmente in libreria. In ogni caso, Giorgia, partiamo dall'inizio, come si suol dire, perché il libro è pieno di numeri, di dati, di notizie, come una giornalista deve fare, no? Quindi al di là del punto di vista ci sono tante tabelle, ci sono numeri, ci sono riferimenti di dati che corroborano la tua tesi, della quale poi parleremo. Ma intanto, la motivazione numero uno che ti ha indotto a scrivere questo libro sui millennial, tra l'altro dobbiamo fare subito una definizione ad uso dei baby boomer e della generazione X alla quale io appartengo, e tra l'altro devo confessare che dopo aver letto il tuo primo capitolo, la prima pagina, mi sono sentito in dubbio se intervistarti o no, perché qua io rischio di passare per quello che un antico cantante che adesso fa la pubblicità alle banche e ai sughi chiamava i Matusa. Allora, fatta questa premessa, da dove sei partita e perché questo libro? Allora, da dove son partita? In realtà è un processo tipo che è nato 2 anni fa. È nato da una chiacchierata che ho fatto appunto con una collega e ci lamentavamo del fatto che non si riuscisse a fare il lavoro magari che uno vuole fare, anche se uno è bravo, ha le competenze e tutto. E il perché appunto, nel senso i posti sono sempre bloccati, più che altro da una generazione che io poi chiamo quella appunto dei baby boomer, che poi chiamo nel senso sono appunto i baby boomer, e anche un po' la generazione X, che fanno anche poco spazio, danno anche poco spazio magari ai giovani. Per fare un po' i pedantoni, si intendono per baby boomer quelli che sono nati nell'immediato dopoguerra fino al 64, fino al 1964. Nella generazione X ci piombo dentro anch'io, i nati tra il 65 e il 79. I millennial, cioè la tua generazione, è fatta da coloro che sono nati tra l'80 e il 96. Dopodiché abbiamo la generazione Z, i nati tra il 97 e il 2010, giovanissimi, diciamo, per noi Matusa. Esatto, i giovanissimi, che tra l'altro la generazione Z in teoria poi ce l'ha con i millennial, io non ho mai ben capito questa cosa, ma in teoria gli Z ce l'hanno con noi. Quindi avevo già questo scontro tra giovani che non si è capito. Infatti una volta ho detto, ma come lo spieghi? Perché gli Z ce l'hanno con noi? E io ho risposto, ma in realtà non lo so, perché noi in realtà stiamo, tra virgolette, cercando di spianare la strada anche soprattutto a livello di innovazione anche per loro. Perché se poi loro quando entreranno sempre di più nel mondo del lavoro, insomma, visto che sono ancora più innovativi e digitali di noi, sicuramente vorranno sempre più innovazione e sempre più digitalizzazione, cosa che adesso molto spesso si fa fatica a trovare in qualsiasi posto di lavoro. Quindi diciamo la motivazione nasce dal fatto che voi vi siete posti questo quesito. Sì, esatto, io mi son posta appunto questo quesito, dopodiché ho fatto delle ricerche, appunto anche dell'analisi. In realtà avevo anche precedentemente scritto 2 articoli per Panorama sull'argomento e avevo avuto un riscontro, soprattutto la cosa che mi è rimasta più impressa, con un professore della LUISS che ha definito i millennial italiani una generazione di sfigati.
Nel così, senso- sì, accademicamente esatto, parlando. accademicamente parlando, ma perché diceva che appunto la generazione appunto dei millennial italiani è stata da sempre dimenticata, mentre quando lui si confronta con magari i suoi anche corrispettivi all'estero, i 30 e 40 anni di oggi sono molto più realizzati, non hanno tutte le problematicità che hanno i millennial italiani, anche nell'affermarsi dal punto di vista dell'indipendenza economica. Ecco, Giorgia, io dicevo prima che avevo avuto il dubbio se essere la persona giusta per parlare con te, perché tu esordisci la prima pagina del tuo libro ha a che fare con il fatto che tu a un certo punto vedi una trasmissione in TV e c'è una giornalista di 70 anni, in questo caso io ancora non ci sono arrivato, ma insomma che parla di social media e tu Sì. scrivi testualmente questa roba qui fa già ridere di per sé. Fa già ridere, Sì. soprattutto per quello che sosteneva questa giornalista, No, no? esatto, allora Al di là dell'età anagrafica. E poi un'altra esatto, cosa, ma è sì. così, diciamo, è così inevitabile che ci siano contrapposizioni fra le varie classi di età, secondo te? Allora, partiamo io dico appunto che Partiamo dalla settantenne partiamo dalla settantenne, esatto. Che poi ti dirò in separata sede chi è colei, chi è costei. No, allora la cosa appunto delirante è stata non tanto che a 70 anni parla di social media, perché una a 70 anni può benissimo parlare di social media, ma il cosa ha detto, cioè la banalità più assoluta della serie che le informazioni che si trovano appunto sui vari social non sono attendibili, che comunque i giornali di carta hanno ancora più forza e attendibilità rispetto a quello che si trova su internet, eccetera, eccetera. Ora, io quello che ho detto è, tralasciando il fatto che ci sono una serie di anche canali social che fanno informazioni, per esempio ti spiegano, molto spesso dicono spiego la manovra di bilancio in punti e magari si focalizzano su un punto e avvicinano le giovani generazioni a questi tipi di contenuto, cosa che i giornali di carta non fanno. Quindi questo piccolo dettaglio uno se lo dimentica, ma soprattutto non è assolutamente vero che quello che viene scritto sulla carta è sicuramente più attendibile di quello che si trova sull'online, perché io vorrei ricordare che sulla carta si trovano certi strafalcioni che la metà bastano, quindi dipende da chi scrive cosa, non dal mezzo che si usa per... Dopodiché tu mi dicevi, c'è per forza uno scontro, si dovrà creare per forza uno scontro. Ma allora, non ti sento, credo che sei in muto. Ecco, Ecco. eccomi, ci sono, Sì. ci sono. No, ti stavo chiedendo questo perché è proprio alla luce del fatto che tu nel libro, e l'hai accennato anche poco fa, chiarisci come la tua, cioè la generazione di quelli che sono nati tra il 1980 e il 96, quindi nel momento in cui stiamo parlando adesso hanno tra i 28 e i 44 anni, non sono più giovanissimi, no? No. In senso stretto. Però è una generazione che in realtà sarebbe tutt'altro che diciamo teoricamente portata alla contrapposizione, perché è una generazione di passaggio, è una generazione ponte fra due mondi, il vecchio mondo analogico e quello digitale. Quindi sareste voi i pontieri per eccellenza e non diciamo gli oggetti di contrapposizioni tra generazioni, no? È un po' una contraddizione questa. Esatto, sì, assolutamente, esatto. Io quello che evidenzio è questo, cioè dico che i millennial, se messi nelle posizioni giuste, sono la generazione perfetta per traghettare verso il futuro qualsiasi azienda. E perché? Perché noi siamo una generazione unica nel nostro genere, ma il motivo è perché siamo nati in un mondo analogico e poi a giovane età siamo stati catapultati nel mondo digitale. E quindi perché dico che siamo la generazione perfetta? Perché già la generazione Z è totalmente digitale e quindi si aspetta di ritrovare un mondo, anche dal punto di vista lavorativo, totalmente digitale. Quindi la questione è, se tu già adesso schiacci i millennial e li comprimi e cerchi di portarli sempre verso il basso, magari non riusciremo noi ad arrivare alle posizioni del potere, ma se ci arriveranno gli Z, quando ci arriveranno faranno molto più male, perché lì sì che si andrà a creare ancora molto più frizione, cioè della serie è il futuro deve arrivare, è il come ci si arriva che può fare la differenza. Tra l'altro tu scrivi anche un'altra cosa che mi ha colpito, io sto andando rapsodicamente, ma in realtà dentro il libro c'è un filo conduttore che credo emergerà anche dalla nostra conversazione. Tu sottolinei come la tua generazione, ripeto, i 28-44 anni di oggi, hanno ancora i valori delle generazioni passate in qualche modo, no? Tra cui il mitico posto fisso, no? Di zaloniana memoria, ma che dall'altro lato guardano senza paura al futuro perché non temono l'innovazione.
E questo li renderebbe appunto perfetti per una fase di transizione come la nostra. Ecco, mi veniva la curiosità di chiederti, tu scrivi anche che in Italia i millennial sono stati costantemente dimenticati dalla politica, Mhm. però non c'è nessuna ombra di piagnisteo nel tuo libro, cioè siamo dimenticati dalla politica, lo Stato ladro, lo Stato è lontano, tutte queste robe qua. Non è questo il punto, però mi veniva per contrappunto da ricordare che Giorgia Meloni fu ministra della gioventù, niente meno, a 31 anni fra il 2008 e il 2011. A proposito di politica e di millennial, non fu un'esperienza brillantissima, diciamo, pochi si ricordano del suo operato, anche perché probabilmente poteva fare poco in quella posizione. Però insomma ci fu un germe, no? Di politica fatta da giovani per i giovani. In realtà poi non è successo niente, però insomma, come la valuti tu questa cosa? Oggi ce la troviamo premier. Sì, allora appunto come hai detto tu è passato del tutto inosservato, perché il problema è che c'è una classe dirigente non soltanto a livello politico, ma io nel libro per esempio sono andata a vedere le prime 10 aziende che sono presenti nell'indice di Forbes 100, le prime 10 aziende italiane e sono guidati da amministratori delegati che sono tutti baby boomer ad eccezione di uno o due. Ora, questa cosa si registra specularmente nella politica, sia a livello locale forse qualche millennial lo troviamo, ma a livello soprattutto nazionale praticamente non ce n'è traccia. E questo che cosa vuol dire? Che siamo guidate praticamente da una classe dirigente che è vecchia, che non c'è niente di male, ma ogni generazione è figlia del proprio mondo. E quindi la domanda è, sono le persone giuste per traghettare le aziende, barre il paese verso il futuro? Secondo me no. Detto proprio senza troppi giri di parole. E il punto è questo, però il problema è che se tu metti un cinquantenne, un sessantenne, un settantenne a guida del paese o di un'azienda, parlerà alla sua generazione, farà la politica che è stata della sua generazione, non guarderà mai, a meno che non siano persone illuminate, ma ce ne sono pochissime, che guardano anche, come detti, con i detti statistiche, guardano anche al futuro, ma al momento non mi sembra di vederne nell'orizzonte italiano, sia lato aziendale che appunto più politico. Ecco, ma è una questione italiana o è una questione generale? No, allora, io in realtà è una questione quasi esclusivamente italiana, nel senso che appunto io quando ho parlato con questo anche professore della LUISS, lui mi ha detto io quando mi confronto, magari anche per dar vita, iniziare a ragionare su politiche dal punto di vista anche giovanili, insomma che poi si tengono dei convegni, poi dopo si parlano anche con i politici, un po' più anche a livello europeo, lui dice sempre, vabbè, però bisogna dare dei sostegni fino ai 40 anni. E lui dice, quando io dico fino ai 40 anni, i miei colleghi europei mi guardano allucinati e mi dicono, ma come 40 anni? A 40 anni una persona ormai dovrebbe essere strutturata per un'indipendenza economica e tutto. E in realtà in Italia no. Cioè noi abbiamo in realtà un'asticella di indipendenza economica che è andata a crescere nel corso appunto degli anni e adesso è diventata quasi proibitiva, il che significa che pochissime persone riescono a superarla e diventare indipendenti dal punto economico, ma significa anche riuscire ad acquistare una casa e avere uno stipendio che poi magari ti permette anche di pianificare, non so, di avere un figlio, comunque una famiglia indipendente da quella di origine. E questo è un problema quasi squisitamente italiano. Ecco, Giorgia, tu a un certo punto fai anche una breve comparazione in tema di politica, tra le leggi di bilancio del governo Conte, quella del governo Draghi e quella attuale, prima dell'ultima di cui si sta Sì. discutendo adesso, quella del 23 del governo Meloni. In termini di misure generazionali, cosa si intende? Come si valuta l'efficacia di queste misure? Perché in termini puramente numerici le risorse a disposizione non sono un granché, ma qual è la valutazione da fare, al di là del quanti miliardi ci mettiamo? Per che cosa soprattutto? Per fare cosa? Allora, partiamo dal punto che forse la valutazione deve essere anche numerica, Mh, perché il governo Conte e il governo Draghi hanno messo praticamente pochissimo per i giovani, qualcosina in più aveva messo appunto il governo Meloni, la precedente legge di bilancio, ma parliamo veramente di mh, noccioline, quindi diciamo che anche il già dire si sono stanziati tot miliardi per, mi sembra già un passo mh. enorme in avanti. Il problema è sempre poi anche quel poco a che cosa lo si destina. E Ecco appunto. quindi io quello che sono andata anche a vedere, per esempio nell'ultima legge di bilancio, era che insomma ho fatto rientrare anche nel conteggio dei giovani misure tipo per i giovani sportivi che magari volevano avere agevolazioni a livello familiare e tutto.
sono sempre misure un po' scollegate, cioè io ho sempre avuto l'impressione che si buttano lì delle risorse, però non si ha una visione di dove si vuole portare la classe dei giovani, o io gli do questo tipo di agevolazione perché sto cercando di costruire un paese, quindi dei giovani che vanno verso un determinato obiettivo. È un po' tutto il dare delle risorse perché così diciamo che abbiamo dato qualcosa anche ai giovani. Però manca un po' di visione collettiva, questo in tutte le leggi, anche il famoso Draghi, no? Lo Sì. statista, tanto, anche lui ha fatto la stessa cosa, quindi Ecco, non è che si è discostato molto. quello che emerge, e tu documenti anche numeri alla mano, è che la generazione dei millennial è preoccupata dal punto di vista economico, per il caro vita e per il sostentamento economico. Allora mi viene da dire, più che misure per i giovani non sarebbe necessario dare una sforbiciata complessiva al nostro sistema, perché tra l'altro altra cosa che tu nel libro metti in luce, ancora la generazione ancora successiva, gli ultimi nati, diciamo, la generazione Z, è molto propensa all'individualismo anche economico, Sì. cioè all'attività autonoma, privata, eccetera. Però, insomma, in questo sistema paese non è certamente il luogo, l'Italia forse non è proprio il paese migliore per avere questo tipo di propensione, no? Al di là delle fasce generazionali, o no? Sì, allora c'è da dire che allora, perché non si danno, appunto perché non c'è una sforbiciata, quindi magari passiamo a livello di tassazione perché non si tagliano le tasse, e allora perché non ci sono soldi, perché la coperta è corta e non si hanno neanche i soldi per coprirsi. Quindi questo è un primo step, no? Uno potrebbe dire, beh, ma tagliamo le tasse come si dice adesso, no? È un mantra dell'ultimo anno, tagliamo le tasse al ceto medio, tagliamo le tasse al ceto medio. Sì, certo, il problema è che se tagli le tasse al ceto medio devi avere delle coperture per far andare avanti le politiche statali, quindi il finanziamento alla sanità, all'assistenza sociale, e noi non abbiamo già un debito altissimo, quindi qualsiasi tipo di misura che uno fa di agevolazioni fiscali o meno deve sempre far quadrare i conti. Quindi questo significa sì, facciamo una sforbiciata qui, una sforbiciata lì, ma che poi in fin dei conti non hanno un impatto così forte e così rilevante sulla vita di ognuno. E quindi questo è sicuramente un fatto, e siamo preoccupati dal punto di vista economico per questo, perché oltre a questo c'è un lavoro Ecco, instabile, ci sono contratti precari e di conseguenza ci sono stipendi ecco, e bassissimi. stiamo parlando di persone che, ripeto, sono in una fascia di età chiave per il futuro, 28-44 anni oggi, mentre stiamo parlando io e te adesso, no? Quindi è una fascia di età di eccezionale importanza. Io dicevo prima che il tuo libro è pieno di dati, a me alcuni mi hanno sinceramente stupito, no? Tipo questo: i millennial, cioè voi, 28-44 anni, guadagnano il 34% in meno rispetto ai boomer, ai baby boomer, cioè quelli della generazione precedente, 46-64. E a livello nazionale il 61% ha un contratto a termine, cioè precarietà più assoluta. E come fai a tirarti fuori da sta palude? Bella domanda, non credo di avere la risposta, anche perché sennò probabilmente sarei io la Giorgia al Però governo. certo, i numeri non sono diciamo, penso di ordinaria percezione. Non No, tutti sanno esatto. che. Non tutti sanno che, e infatti io ho messo anche tanti numeri nel libro perché secondo me cioè fanno capire ancora di più questa problematicità, no? Perché a me è stato anche detto, voi millennial siete viziati, volete avere tutta la pappa pronta, eccetera, eccetera. E in realtà no. In realtà noi abbiamo vissuto 3 crisi economiche, cioè non so se ci rendiamo conto, cioè nessun'altra generazione ha vissuto all'inizio della propria attività lavorativa 3 crisi economiche, e questo che comunque ci ha colpito molto. Dopodiché io ricordo sempre anche la frase del buon senatore Monti che diceva ma che noia il posto fisso, è sempre bello cambiare, no? E grazie, adesso stiamo cambiando molto, stiamo molto cambiando, facciamo un anno da una parte se ci va bene, un anno dall'altra, con buchi contributivi, che questo poi andrà a incidere appunto sulla nostra sia età di pensione sia con il quanto andremo in pensione. E cosa si può fare? Io posso dire che su questo ho una visione un po' fatalista per la mia generazione. Per me niente. Cioè, secondo me abbiamo già raggiunto il punto di non ritorno. L'unica cosa su cui si potrebbe lavorare è tutto l'aspetto delle pensioni. Però al momento non mi pare che sia una priorità né di questo governo né di quello passato, e probabilmente non lo sarà neanche del futuro.
E anche lì i numeri che tu dai sono estremamente chiari. Però c'è una parola molto bella che compare a un certo punto, è il titolo di un Mm, capitolo del tuo libro. Adesso me la spieghi, ce la spieghi un pochino meglio. eh, Tu scrivi: i millennial hanno portato nel mondo del lavoro il modello dell'occupazione. sì. Occu-passione. Che significa? Allora, perché c'è questa visione anche di noi, appunto ci sono state create una sorta di anche critiche verso la nostra generazione, quindi a parte essere viziati, noi vogliamo la pappa pronta, che magari non vogliamo neanche lavorare, e dall'altra parte che non ci accontentiamo, che secondo me è una cosa positiva il non volersi accontentare. E quindi da qui nasce la cosa dell'occupazione, cioè il fare un lavoro che ti piace, per cui appunto hai la passione, e poi porti questa passione appunto all'interno del tuo lavoro. Perché è vero che noi per esempio cambiamo molto spesso azienda, ma perché la si cambia? Perché non riesci a ritrovare nell'azienda dove sei i valori che ti rispecchiano, e di conseguenza se non trovi i valori che ti rispecchiano stai lì fin quando devi starci, perché devi campare, arrivare a fine mese, ma appena ne trovi un'altra prendi e Sì. vai. E quindi è questa l'era dell'occupazione, cioè riuscire a fare un lavoro che piace, appunto con passione, e che rispecchi il valore che hai tu dentro, cosa che nelle generazioni passate non è molto sviluppata, no? Molto spesso le generazioni passate trovavano un posto di lavoro e ci stavano dall'inizio alla fine della propria vita lavorativa. Per noi non è molto così, cioè se quell'azienda lì non rispecchia quello che noi siamo, i nostri valori, va bene, ok, non c'è problema, ciao. Questo posso dire, per me è una cosa molto positiva, per le generazioni passate mi sono resa conto che in realtà è visto in modo negativo. Sì. Mentre invece la generazione successiva è già diversa ancora, no? Anche questo viene fuori dal tuo libro. Sì, La generazione Z è ancora un'altra cosa. sì, la generazione, è per quello che dico che noi siamo perfetti per traghettarli verso il mondo del lavoro, perché la generazione Z è ancora di più. Cioè, oltre a non aver problemi a il dire mi apro la partita IVA e mi faccio, quindi sono un lavoratore autonomo, non hanno per forza questo legame con un'azienda, vogliono e pretendono molto di più in termini per esempio di smart working, di flessibilità e tutta una serie di dinamiche, e soprattutto non hanno questo vincolo come ce l'abbiamo ancora noi nel dover rispettare determinati dettami che ci sono ancora in azienda, che si rende una specie di mine vaganti da una parte, e però dall'altra in realtà anche hanno del forte potenziale, perché sono molto più formati anche di noi a livello di apertura di mente, di linguaggio e soprattutto anche di cultura, e questo potrebbe essere un valore aggiunto, però anche lì se si riesce a guidarli dentro un percorso aziendale, che non è facile, perché devi trovare la persona giusta che li sappia accalappiare, e da lì poi insomma tutta la cosa del ci vuole una generazione che comunque come millennial che sia messo nella strategia giusta per attirare anche questo genere di persone. Con l'Italia tu scrivi, Giorgia, è il paese dei baby boomer a tutt'oggi, no? E ci sono due tabelle molto interessanti che riguardano sia le cariche pubbliche, sia quelle degli amministratori delegati delle maggiori società private italiane. A mettere in fila tutto quanto ne viene fuori indubitabilmente un quadro in cui quelli nati nei 20 anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale sono quelli che ancora comandano sostanzialmente, che hanno in mano la baracca. Sì. E se io ti domandassi semplicemente il perché, perché questa qui è la lamentela che fanno tutte le giovani generazioni di mano a mano, o c'è qualcosa di tipicamente, squisitamente italico in queste due tabelle? No, secondo me c'è qualcosa di squisitamente italico. Ora, io posso dire che secondo me non è normale che uno arrivi all'età della pensione e continui a rimanere ancorato al proprio posto di lavoro, ma semplicemente per una questione di, appunto, di visione verso il futuro. Cioè, tu il tuo tempo l'hai fatto, sei stato più o meno bravo, insomma, questo poi non sta ai più giovani andare a giudicare, però per me non è normale. Però Mm. qui secondo me è squisitamente italico, ma è anche un problema squisitamente delle aziende italiane, perché secondo me non è mai colpa solo del singolo individuo, perché se uno dopo la pensione rimane in azienda è anche perché o l'azienda richiede i suoi Mm. servizi, non è perché questi o questo o questa perché si sveglia la mattina e dice io rimango ancorata alla sediolina. E quindi qui è un problema secondo me proprio di visione strategica, cioè la singola azienda non ha una visione strategica, e quindi piuttosto che affidarsi anche a magari un'incognita, perché magari prende anche una persona giovane e mettere in una posizione dirigenziale può essere anche un'incognita da un certo punto di vista, si affida al sicuro,
Ma la domanda è: il sicuro va sempre bene? Secondo me in questo preciso momento storico no. Ecco, subito dopo queste 2 tabelle, viene fuori un numero che mi ha molto colpito e io anche su questo credo che la massima parte delle persone che ci stanno seguendo non sia consapevole, non lo conosca. E il numero è questo qui. Secondo voi, se io dovessi fare questa domanda in diretta, quanti giovani decidono di emigrare all'estero dopo la laurea? Il numero mi ha strabiliato, perché nel 2018 era già 1 su 3, 33 e passa per cento. Nel 2021 siamo passati al 46% quasi, 45,7%, ripeto, di laureati espatriati, cioè praticamente 1 su 2 se ne va. Anche Sì. questo dico, è normale o è tipicamente italico questo fenomeno? Perché è impressionante, se 1 su 2 se ne va vuol dire che tu hai classe dirigente che rimane quella di prima alla fine, no? Sì, infatti cioè, il punto È un è paese per vecchi proprio, si potrebbe sì, dire. sì, esatto. Il punto è che vanno all'estero, ma nessuno dall'estero viene da noi e nessuno si chiede mai il perché. Eppure è una cosa abbastanza forte come segnale. Ma perché vanno all'estero? Io nel libro anche accenno al fatto che da noi c'è molta riluttanza verso tutte queste politiche di smart working, settimana corta, innovazione e tutto. E io a un certo punto dico: se voi pensate che i problemi siano i millennial, che siamo noi piantagrane che vi stanno rompendo le uova nel paniere perché magari chiediamo più innovazione, chiediamo più, tra virgolette, libertà, voi provate a chiedere a un neolaureato se vuole venire a lavorare nella vostra azienda che non garantisce nemmeno un minimo di flessibilità aziendale, quando magari è laureato in una disciplina come quelle STEM, quindi che adesso sono molto richieste, che ha, come esce ed è laureato, ha già una sfilza di offerte di lavoro ovunque, anche all'estero. Perché dovrebbe scegliere un'azienda che non è proiettata verso il futuro, quando magari si può fare un'esperienza all'estero e magari viene anche pagato di più? In larga parte del tuo libro poi c'è la questione del smart working, ci arriviamo, però prima c'è un bellissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Questo messaggio è ai radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie a tutti voi di averci seguito. L'Avvocato Risponde tornerà nel nuovo anno, sempre pronti dalle 17 alle 18 il giovedì. Nel frattempo, Allora, tanti auguri di buone Natale. feste. Avvocato Collovati E l'avvocato Leonardi. Buon Natale a tutti dall'Avvocato Colombo. Grazie per averci tenuto compagnia per tutto questo 2024. Ci vediamo a gennaio sempre a L'Avvocato Risponde. Grazie per l'anno trascorso insieme. L'Avvocato Risponde vi aspetta nel 2025. Buone feste e tantissimi auguri a tutti dall'Avvocato Russo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Salve a tutti, sono Babbo Natale. Mio caro Babbo Natale, ti rubo la linea, sono Max Martinelli e volevo augurare buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Tanti auguri anche dalla Exclusive Dance Chart dai più belli d'Italia. Babbo Natale, a te la linea. Buone feste. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
libro, poi c'è la questione della smart working, ci arriviamo, però prima c'è un bellissimo capitolo, non voglio togliere il piacere della lettura a chi appunto leggerà il tuo libro, però tu affronti anche i falsi miti intorno alla vostra generazione, no? Se dovessi tirarne fuori uno riassuntivo, perché ce ne sono diversi, tu li elenchi, fai una serie di esempi molto interessanti e godibili anche per la lettura, ma il mito più falso, diciamo, è più pernicioso, più brutto, più pericoloso e negativo per la tua generazione, qual è? Quello che mi viene più in mente è un po' quello che ho citato prima, cioè quello che noi non vediamo le aziende come una grande famiglia, che a me fa sempre ridere sta roba. Questo direi che è quello che mi ha sempre più fatto riflettere, e anche il fatto che molto spesso ci imputano che noi abbiamo bisogno dell'approvazione del capo. In realtà questi sono due falsi miti. Uno, perché noi forse siamo la generazione che ha quasi meno bisogno dell'approvazione, diciamo, del capo. Quello che noi chiediamo in realtà è un capo giusto, che è una cosa diversa, cioè un capo equo. E mi rendo conto essere forse un miraggio alle volte, però è questo che noi chiediamo, e questa cosa viene molto spesso vista invece nel modo totalmente sbagliato. E l'altro appunto che ti stavo accennando è che noi appunto non abbiamo questo senso di appartenenza a un'azienda. In realtà questo è totalmente non vero, a parte che noi abbiamo una percentuale di cambiamento tanto quanto la generazione X, ma la cosa che ci distingue totalmente, come appunto ti avevo iniziato ad accennare prima, è più il fatto che appunto se stiamo in un'azienda, cioè adesso l'esempio che io faccio è, per esempio, sono una persona molto sostenibile e vado a lavorare in un'azienda che produce petrolio. È ovvio che stava a dire che a una certa, se io sono una persona che ha un valore molto forte, per esempio della sostenibilità, e per campare sono andata a lavorare in un'azienda che produce petrolio, appena avrò l'occasione andrò in un'azienda magari molto più sostenibile, ma questo perché do molta più importanza a quello che per me sono dei valori fondamentali di vita. Ecco, forse quello che ci distingue e che viene spesso percepito in maniera negativa è appunto questo, cioè il voler rispecchiare quello che siamo anche nell'azienda in cui siamo. Ecco, che è un non accontentarsi, ma io lo vedo sempre in maniera positiva, ecco, non ho ancora mai capito perché viene visto in modo negativo, forse perché uno pensa che, cara grazia, che un lavoro ti devi anche accontentare magari. Allora, stiamo parlando, lo ripeto per chi si fosse messo all'ascolto da poco, con Giorgia Pacione Di Bello, del suo libro Millennial, la generazione dimenticata, edito da Capponi Editore. A proposito di Millennial, tu a un certo punto fai sentire le loro voci, fai sentire attraverso la pagina le loro voci, però io leggo 3 frasi e poi entriamo in un altro dei punti centrali del tuo libro. Allora, c'è un lavoratore 33enne che dice: no, io vengo da Bergamo e fare Bergamo-Milano-Bergamo tutti i giorni è delirante, a proposito del fatto che devi andare a lavorare in sede, in ufficio. C'è un altro lavoratore, un'altra lavoratrice, anzi, che dice: beh, insomma, il capo venerdì mi chiama, mi costringe ad andare in ufficio, no? Come se fosse la cosa più importante del mondo. Arriva, ci vediamo, in 10 minuti finiamo tutto. Ma non potevamo fare una call? Oppure un'altra lavoratrice giovane, una giovane mamma, che diciamo ricorda con rimpianto i tempi dello smart working vero e proprio, quello causato dalla pandemia, Sì. quello obbligato, tra virgolette, no? Sono stata costretta a riprendere ed andare tutti i giorni in ufficio, non puoi capire, con i bambini e la gestione della casa era tutta un'altra vita lavorare da casa. Allora, da questa famosa pandemia e dal conseguente smart working obbligato, abbiamo imparato qualcosa o no? Perché leggendo le pagine del tuo libro abbiamo imparato qualcosa, ma non fino in fondo. No, diciamo che il motto "ne usciremo migliori", secondo me ne usciremo peggiori, e ne siamo usciti peggiori. È così proprio. No, non abbiamo imparato niente, ma anche perché basta Ecco, tra vedere l'altro adesso. tu citi la frase di un boomer famoso, no? Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che a commento di tutto Sì. quanto dice: io sono molto contento che dopo sto lockdown, sì, per carità, abbiamo imparato lo smart working, però adesso è il momento di tornare a lavorare, come se prima non avessimo lavorato, no? Con Esatto, lo smart working non si lavora, è quello dei esatto. fannulloni, è quello di chi non vuole fare nulla. Sì, e questa è la chiave. Infatti secondo me questo che poi è stato anche, diciamo, è stato ripreso
da più voci, da più giornali, Beppe Sala, ma anche giustamente, però questo è l'emblema secondo me del ragionamento dei baby boomer, anche un po' di alcune generazioni X sullo smart working, cioè smart working significa stare a casa a non far niente. E il fatto che è così ne è la riprova che adesso quante aziende hanno strutturato veramente lo smart working? Pochissime, sono proprio delle... E addirittura io nel libro dico anche che ci sono delle aziende che hanno addirittura in qualche modo costretto con metodi subdoli, tipo se non vieni a lavorare ti tolgo buoni pasto, cioè a questo livello, il costringere i lavoratori a tornare in azienda. Perché? Perché in realtà per fare il giusto smart working bisognerebbe anche cambiare proprio l'assetto organizzativo dell'azienda, lavorare per esempio per obiettivi, e in realtà si è ancora in Italia con la mentalità che se io non ti vedo davanti al computer che digiti cose a caso, magari stai facendo anche trading online, allora non stai lavorando. E quindi siamo così in realtà, quindi in realtà non ne siamo usciti migliori, non abbiamo imparato niente, o meglio, alcuni lavoratori hanno imparato. C'è un po' ancora l'ossessione del controllo da parte delle aziende, no? Perché anche questo tu documenti in maniera chiara, sempre con tabelle e numeri. Insomma, molte aziende sono preoccupate perché con lo smart working non ti controllo a sufficienza, no? Sì, esatto, che poi in realtà non capiscono che in realtà volendo il controllo si potrebbe fare anche lo stesso, non vorrei dare spunti, ma si potrebbe fare lo stesso anche da remoto, ma banalmente se uno lavora per obiettivi e tu devi portare a termine 5 obiettivi o 5 paper, alla fine li hai fatti o non li hai fatti? E quello è il metodo di controllo, e non è che basta, non è che devi vedere le persone digitare sulla tastiera. Controllo del risultato, diciamo, più che altro, Sì, no? sì, controllo del risultato, esatto. Che poi alla fine è quello che porta avanti le persone, cioè durante la pandemia perché le aziende sono restate aperte? Perché del risultato. Tra l'altro poi questo smart working, che naturalmente si applica generalmente al campo dei servizi, è ovvio, no? Perché la produzione manuale è ovvio, va da sé, però non è poca roba, è tanta roba ed è un'ampia fascia dell'occupazione. Ha dei vantaggi indubitabili. C'è un bel capitolo del tuo libro dove i vantaggi vengono messi in fila l'uno con l'altro e hanno a che fare anche proprio con il risultato finale, con la produttività del lavoro. Nei paesi più evoluti non è affatto vero che la produttività del lavoro ne soffre, anzi ci guadagna, no? Sì, esatto. Cioè, ma stiamo parlando non di paesi, diciamo, strani, stiamo parlando di paesi importanti e civili, nei quali l'organizzazione del lavoro ha portato anche tramite lo smart working, che non è il telelavoro, anche tu questo lo chiarisci molto bene, anche non solo a livello normativo, ma proprio anche concettuale, produttivo, etico e di etica del lavoro. Telelavoro e smart working sono due cose differenti, no? Completamente. Ecco, lo smart working ha una serie di vantaggi, anche dal punto di vista dell'azienda, non solo del lavoratore. Allora verrebbe da dire, se il gioco è win-win, cioè se vince sia il lavoratore che l'azienda, perché questa resistenza che alla fine allora è esclusivamente mentale, psicologico, culturale? Sì, no? No, esatto, sì, ma perché torniamo al ragionamento di prima. Allora, tu fai lavorare uno meglio, questo è più soddisfatto, c'hai la flessibilità vera, responsabilizzi i dipendenti, hai risultati migliori, i lavoratori sono più efficienti, più concentrati perché sono anche più stimolati a organizzarsi autonomamente, migliorano le loro competenze digitali per forza perché le devono affinare e migliorare. Si riducono i tempi, si riducono i costi di trasferimento, migliora il tempo libero, aumenta la soddisfazione, aumentano le performance lavorative e se proprio vogliamo dargli anche una spolverata green, inquiniamo di meno. Sì, esatto. Allora io dopo tutto questo elenco di aspetti positivi me lo sono chiesta anch'io e l'unica risposta che mi sono data è quella che siamo partiti all'inizio. Se chi dirige, se chi guida ha 70 anni, non concepisce lo smart working. Lo smart working è semplicemente visto come un metodo certo, per quelli stare lì a si casa. fanno portare dall'autista e chi se ne frega anche del CO2. Sì, esatto, probabilmente sì, ma la cosa tra l'altro assurda del nostro paese è che c'era stata una ricerca Istat, io nel libro mi sembra proprio di citarla, dove dico che in realtà gli italiani sono molto attenti alla sostenibilità, sono talmente attenti alla sostenibilità che però poi percepiscono male lo smart working. Cioè c'è questo sempre dualismo e comunque il punto centrale è sempre quello, secondo me. Cioè se, è brutto dirlo, ma il pesce puzza dalla testa. E questa secondo me è la sintesi un po' di tutto. Se io ho 70 anni e guido comunque un'azienda, secondo me è anche normale che uno non riesca a percepire i vantaggi dello smart working.
perché io banalmente vedevo anche i miei genitori, no? All'inizio dello smart working mi dicevano: ma perché questo è lavorare? Poi dopo ovviamente la loro figlia non è che hanno continuato a mettere dito nella piaga, però la prima osservazione è stata questa, ma secondo me è anche normale. Guarda, io non sono un millennial, però nel nostro lavoro, che già era soggetto a un'ampia possibilità, diciamo, di lavoro da casa o dal posto dove ti trovi, durante il periodo forzato della pandemia, secondo me, io ho lavorato molto di più. Tanti altri colleghi ho visto che hanno detto la stessa cosa, ma immagino anche tu, cioè alla fine si lavora di più. Magari si lavora anche con più gusto, però non ti sfuma a un certo punto anche il concetto del tempo privato, no? Esatto, sì, ma perché poi lì è subentrata anche che molti dicevano che non avevano più la differenza tra vita lavorativa e vita privata, non c'era questo switch. Questo però è dovuto al fatto che durante la pandemia si è molto spesso fatto telelavoro e non smart working. E quindi il telelavoro implica che uno lavora 8 ore al giorno, quindi facendo copia e incolla, non so, dalle 8 alle 5 o insomma il proprio orario, e non come lo smart working, cioè lo smart working significa lavorare per obiettivi indipendentemente seguendo l'orario di lavoro, ma magari vi faccio l'esempio, devi andare a fare una visita, la prendi e vai a fare senza dover chiedere il permesso banalmente all'azienda o altro, e quindi sono proprio due modalità anche e flessibilità totalmente diverse. C'è un altro aspetto che tu affronti fuori dai condizionamenti ideologici e culturali, che è quello della settimana corta. Anche questo è un altro aspetto di flessibilità reale, oggettiva, che però molto spesso è stato distorto dall'ideologia. Allora, settimana corta, anche qui, va bene per i nulla facenti, per quelli che non vogliono lavorare, oppure è una roba di sinistra. Diciamo, no? Volgarmente parlando, in Italia. Poi scopri che fior di paesi, appunto, civili e civilissimi, la settimana corta l'hanno già implementata da tanto tempo senza perdere in produttività. E allora non è questione di sinistra o di nulla facenti, tutt'altro, è questione di razionalità. No, esatto. Sì, non è una questione politica la settimana corta. La settimana corta è tra l'altro io cito anche due esempi, per esempio in Italia di due aziende, anzi 3 aziende, Luxottica, Lamborghini e Intesa San Paolo, che nel loro piccolo, se così vogliamo dire, hanno già implementato anche queste forme di flessibilità a livello lavorativo. Però sì, è tutta una forma di mentalità, cioè una forma di testa. La domanda che io mi sono sempre posta e che anche nel libro mi pongo è se questo tipo di innovazioni non debbano partire più dal basso che dall'alto. È vero, ci sono dei paesi come per esempio il Belgio che in realtà sono partiti a livello governativo, quindi è stato il governo a decidere di implementare, ha fatto poi una roadmap, la stessa cosa la Spagna, ma molti altri, come per esempio il Regno Unito, sono partite le stesse aziende che si sono unite in una specie di associazione, hanno fatto questi mesi di prova e poi hanno tirato le conclusioni. Ecco, io penso che nel Regno Unito, il pragmatismo inglese, c'è questa formula sintetica 180-100, no? Sì, esatto, è un'equazione molto semplice, 180-100. Il punto è tu devi avere la stessa produttività e cioè 100% della retribuzione, 80% del tempo lavorato, ma produttività al 100% come prima. Cioè uno direbbe hanno quadrato il cerchio, no, si può quadrare questo cerchio. Sì, ma perché infatti poi adesso ho fatto 10 aziende nel Regno Unito che hanno provato questa formula, 9 hanno continuato e stanno continuando ad applicarla, perché hanno visto che non c'è assolutamente un calo della produttività, anzi si è mantenuto stabile e quindi di conseguenza poi il salario è stato mantenuto anche questo tanto uguale a prima. Quindi non è strano, si può fare, il punto è che bisogna trovare la chiave per riuscire a implementarlo. Che poi la chiave, secondo me, come hanno fatto gli altri paesi, si fa una sperimentazione e vedi, sperimenta, prova, ma noi non stiamo manco a provare. Perfino il produttivissimo Giappone è su questa strada, no? Sì, esatto, che tra l'altro il Giappone è un paese, diciamo, anche molto vecchio, molto più vecchio anche di noi a livello di età anagrafica, certo. Eppure si vede che hanno una mentalità un po' più smart, usando un linguaggio giovane. Ecco, c'è tutta questa parte del libro dove tu fai il quadro internazionale sia per quanto riguarda lo smart working che per quanto riguarda la settimana corta, no? E c'è un piccolo focus anche sullo smart working in Italia da pandemia e a livello anche normativo, perché poi noi siamo bravissimi a scrivere le leggi per complicarci la vita più che per renderla semplice, no? Anche questo è un dato di fatto, o sbaglio, Giorgia?
Sì, sì, no, assolutamente sì. Noi se dobbiamo farlo, lo facciamo con una norma che o si sovrastruttura un'altra norma, oppure che si sovrastruttura e si contrappone un'altra norma che quindi crea anche delle difficoltà a livello poi di interpretazione stessa. Sì, in realtà noi, a parte che lo smart working è stato tolto, quindi in realtà c'è molto poco da dire. Alcuni passi erano stati fatti con la settimana corta, però insomma adesso con la legge di bilancio è stato messo tutto in stand-by e posso dire che non credo che nel 2025 la questione settimana corta in commissione Camera venga ripresa. Quindi noi siamo ancora, forse ci pensiamo, ecco. Forse capiamo che pensiero formulare. E in questo libro, che peraltro è anche molto snello, perché sono poco più di 110 pagine, 116, quindi io devo farti i complimenti da lettore perché hai condensato, no, lo dico sinceramente, perché hai condensato in poche pagine una quantità di spunti di riflessione notevoli, plurimi e notevoli per importanza. E c'è un capitolo dedicato alle nuove sfide del mercato del lavoro, anche questo di estremo interesse, no? Perché ne cito quelle che citi tu, ma in estrema sintesi. Allora, siamo di fronte a un cambiamento, come si suol dire, epocale, ma stavolta l'aggettivo è proprio giusto, perché l'intelligenza artificiale sarà questo. Che la formazione sia l'aspetto principale lo dicono tutte le aziende. Cosa si stia facendo non lo so. L'altro aspetto è quello della soddisfazione, che è diciamo, del proprio lavoro, che è un aspetto chiave, come abbiamo visto, ma una delle dominanti della riflessione del tuo libro. E c'è un fenomeno in Italia che è quello delle grandi dimissioni, come si suol dire, no? Un lavoratore su 2 sta cercando un nuovo posto di lavoro, il che in un quadro di cambiamenti qualcosa pur significa. Il contraltare di questa ricerca di un nuovo posto di lavoro è il fenomeno della tristezza, che a me mi ha colpito pure sto numero, cioè il 27% degli interpellati su una ricerca piuttosto corposa ha dichiarato di aver provato un'intensa tristezza nella giornata lavorativa e soltanto il 40% pensa di essere nella giusta direzione verso la felicità. Beh, insomma, anche questo dovrebbe far riflettere, no? Già, lo penso anch'io. E poi c'è il fenomeno dei NEET, cioè praticamente coloro che non lavorano, non sono sottoposti a procedimenti di formazione, non cercano forse più il lavoro. E qui l'Italia ha purtroppo il primato in Europa, con il 25%, sono più di 3 milioni e 59 mila persone, di giovani tra i 15 e i 34 anni che non lavorano, non cercano un'occupazione, contro una media europea del 15%. Che se uno dice metà dei laureati se ne va all'estero, il 25% dei giovani tra i 15 e i 34 anni non cerca lavoro e non ha un'attività di formazione, mi sembra che la ministra del lavoro, peraltro nessuno sa chi sia in Italia e cosa stia facendo, non facciamo neanche il cognome perché non lo sa nessuno lo stesso, ma di che cosa si stanno occupando questi qua, adesso, oggi? No, perché adesso al di là del luogo comunismo facile, no? Però in effetti questi sono tutti temi che necessiterebbero di un'elaborazione politica, di una progettualità politica. Sì. Adesso io sto facendo la battuta volgare e facile sul ministro, ma non è tanto il ministro, ma per dire, nessuno oggi sa cosa stia facendo il Ministero del Lavoro, perché nessuno credo possa apprezzarne un minimo di risultato pratico, cioè cosa c'è qua per il futuro, cosa si sta progettando per il futuro, come si affrontano questi temi e questi numeri che a volte sono drammatici. Sì, allora, il problema è questo, che siamo arrivati in questa situazione nel corso di anni, quindi in realtà è una situazione che è andata a cristallare, che è andata a peggiorare nel corso degli anni. E il perché? Perché appunto negli ultimi 10-15 anni non si sono fatte delle politiche giovanili che guardassero ai giovani. Il punto è questo. Adesso siamo arrivati ad un punto che, come si dice, prima o poi i nodi vengono al pettine. Il problema è che quando i nodi vengono al pettine forse è un po' troppo tardi, cioè ci si doveva pensare prima, no? Perché se adesso tu hai tutta questa classe di NEET, chi ha le capacità o le possibilità va all'estero, quelli che rimangono lavori precari, discontinui, sì, puoi fare qualcosa, magari dando i classici bonus o cercando Tu hai detto, ti inventi il contratto di apprendistato che risale ormai a 20 anni fa, 2005. Il contratto di apprendistato che più danni ha fatto. Appunto dico, perché è stato un modo per pagare di meno i giovani e per fare i furbi, diciamo all'italiana,
e quindi ha 20 anni, quindi è uno strumento già invecchiato male, Sì. non mi sembra risolutivo. No, il punto è questo, che adesso che cosa si fa? Ci sono tutte le classiche appunto politiche di dire do degli sgravi Il alle bonus. aziende, i bonus, oppure le varie incentivazioni per assumere giovani, tutto, ma non sono queste le soluzioni, perché partiamo dal presupposto che se un paese non cresce, perché le aziende sottostanti non crescono, e se io azienda non cresco, non ho necessità economiche di assumere un nuovo lavoratore, tu mi puoi dare anche tutti gli sgravi, le agevolazioni che vuoi, ma poco cambia, perché poi alla fine questo lavoratore lo dovrò sempre pagare una volta scaduto il periodo di bonus, agevolazione o come si vuol chiamare. Quindi in realtà la soluzione sarebbe cercare di sbloccare il mercato del lavoro, ma lo sbloccare il mercato del lavoro non lo fai in un anno, non lo fai in un 2, probabilmente ci vorranno anni. Ed è un cane un po' che si morde la coda. Io adesso con questo governo si è trovato anche questo con questa patata, però insomma è un problema che io non ho la soluzione, ecco, non ho la soluzione e non so neanche quale potrebbe essere una Ecco, ma se possibile dovessi risoluzione. scegliere una strada, tu Sì. vedi come più produttiva la deregulation o continuare in qualche modo a regolare come si è fatto finora e con esiti anche discutibili? Cioè, a un certo punto è meglio tagliarle ste regole piuttosto che farne troppe e che servono a poco. Io guarda, se quello che Non lo so, no, è una io domanda. taglierei regole e tutta questa roba, 'sto casino di incentivi, agevolazioni, bonus. Quindi andrei più per la prima, se proprio dovessi dirne una. Tanto, voglio dire, con tutte le regole, i bonus, le agevolazioni che sono messi in questi anni non mi pare che si sia risolta la situazione, quindi dicono: "È andata con una, diamo l'altra", magari si riesce a cavare qualcosa. Ecco, c'è un titolo di un capitolo del tuo libro, ti rubo ancora qualche minuto Giorgia, che ha un tono un po' apocalittico. Lo scontro generazionale sta arrivando. Che tipo Dovevo di farlo. che Non tipo potevo. di scontro tu intravedi all'orizzonte? Tra l'altro in questo capitolo c'è una bellissima annotazione sul magico mondo del giornalismo, il nostro, no, Sì. allora, che età hanno i direttori e i capi redattori e i conduttori? Quali sono i soliti volti della che girano da una testata all'altra in TV? Sempre quelli. Parzialmente t'hanno chiamato qualche volta anche a te, ma poi ho visto che hanno cambiato un po' opinione, capito, no, cioè si fa fatica, Sì. a respirare aria nuova, diciamo. Che proporzioni e che tipo di caratteristiche avrà questo scontro? Come lo vedi tu lo scontro generazionale che sta per arrivare? Allora, io dico che in realtà ci sarà un duplice scontro, nel senso che noi millennial ci andremo a scontrare con i baby boomer, e questo è inevitabile, ma dall'altra parte avremo anche uno scontro, soprattutto i millennial NEET, con la generazione più giovane. Quindi in realtà noi millennial avremo un duplice scontro, cioè da il non voler essere pacifisti e il non Tra voler l'incudine e il martello. esatto, non volere scontri, in realtà dichiariamo guerra a tutti, molto bene. No, però la cosa che io dico è che molto probabilmente ne usciremo anche abbastanza ammaccati, perché ovviamente ci sarà qualcuno che riuscirà a vincere in questo scontro contro i baby boomer, ma la cosa più preoccupante è che molto spesso riusciranno a arrivare a posizioni di potere più che altro la generazione ancora più giovane. E quindi ci sarà quello che chiamo, come ho detto, un buco generazionale, no? Quindi solitamente diventa il capo la generazione successiva. Ecco, in realtà da noi molto spesso potrà capitare che il re, quindi il cosiddetto baby boomer, verrà sì detronizzato, ma molto spesso verrà anche detronizzato da una generazione Z e non del millennial. E questo è un problema, perché io dico che si è rotta proprio anche il cosiddetto asse generazionale, non c'è più. E quindi sarà anche traumatico magari Sì. questo passaggio. Beh, perché tieni conto che se da un baby boomer si passa a un Z, a una generazione Z, è lì altro che opposizione all'innovazione, cercare di mettere i bastoni fra le ruote, lì è dirompente poi. E lì sì che è più traumatico il passaggio, assolutamente. Ecco, c'è un capitolo sulle pensioni pieno di dati, di numeri, l'abbiamo accennato prima, anche qui non mi soffermo troppo perché tu dai il senso di quello che è l'emergenza pensionistica in termini numerici. Però poi la conclusione del tuo viaggio è questa qui: sempre meno giovani lavorano. Questo è un po' il punto. E siccome stiamo parlando di una fascia di età, quella dei millennial, appunto, che ha oggi tra i 28 e i 44 anni, cioè è il fulcro di sto paese, no? In termini di progettualità, di lavoro, di famiglia, di valori, di continuità. Allora, se tu dovessi riassumere proprio per
con pochissimi aggettivi la tua generazione, che aggettivi useresti o che tipo di descrizione faresti per farci capire come si sta tra i 28 e i 44 anni oggi in Italia, al termine del tuo viaggio e di questo libro? Allora, come si sta? Secondo me si sta male. Secondo me siamo una generazione che non è capita, viene sempre fraintesa. Noi è vero che che molto spesso veniamo percepiti anche come magari troppo aggressivi, ma è tutto legato, secondo me, anche alle difficoltà economiche e sociali che dobbiamo comunque affrontare. E quindi io ti direi che siamo anche una generazione coraggiosa e anche pionieristica. E quando si è dei pionieri, secondo me, si viene sempre percepiti in maniera negativa. Quindi come stiamo? Secondo me adesso i 28-40 anni stanno male. Parola chiave precarietà, tu scrivi anche. Parola chiave precarietà, sì. Ecco, tra l'altro un altro numero, no? Perché tu sei tutto tranne che lamentosa e il libro non è la solita lamentazione del giovane o presunto tale nei confronti della generazione precedente, è tutt'altro, quindi chi lo leggerà scoprirà da solo, non sto a dirlo io. Però tu sei tutt'altro che una persona, diciamo, che si lamenta o con la testa, diciamo così, rivolta al passato o colpa di quelli che sono venuti prima. Non è questo il libro. Il libro però, cioè, contiene, ti ripeto, un sacco di dati. E ce n'è un altro che fotografa, che è un flash, uno di quei flash che illuminano la notte, no? Negli ultimi 10 anni l'incidenza dei lavoratori di età compresa tra i 55 e i 64 anni è passata dall'8,7% del totale nel 2011 al doppio, il 16,1% nel 2021. Sì. Cioè questo mi dà l'indice, a me che non capisco quasi niente di economia e di lavoro, però mi dà l'indice di una società che ha qualcosa di malato in sé. Tu non puoi raddoppiare la quota delle persone tra 55 e 64 anni in un momento chiave, cioè tra 2011 e 2021. Qua, come si dice, non è che c'è qualcosa, c'è molto che non va. Sì, ma c'è proprio tutta una struttura che non va, perché tra l'altro io dico che anche i millennial sono quelli che in percentuale sulla popolazione siamo anche la popolazione che conta di meno a livello anche percentuale, no? E questo poi ha dei risvolti sia a livello politico ma anche sia a livello lavorativo, e questi sono i risultati: aumentano i 50 anni, 60 anni, diminuiscono i 30 anni, 40 anni. È normale? No. Il fatto che noi siamo il cuore adesso in teoria dell'economia e della società è vero, ma sembra che tutti in Italia se ne sono scordati. Dopodiché vogliamo continuare così, va bene, vogliamo continuare a far guidare le aziende a persone tra virgolette anziane, va bene. Prima o poi, ribadisco, i nodi stanno già venendo al pettine, tra qualche anno esploderanno direttamente questi nodi, non è che verranno risolti, esploderanno proprio. E poi mi viene da dire, rispetto a un'economia che arriva dall'est del mondo, che è di tutt'altro tenore. Lo vedi anche, secondo me, dirò una stupidaggine, ma lo vedi anche da come si comportano i giovani cinesi, per dire, che lavorano e vivono qua. Hanno tutta un'altra ottica, tutta un'altra mentalità, diciamo, rispetto al paese che li ospita e ai vecchi di questo paese, no? Sì, no, è vero. Il problema è questo, che noi, tipo in un incontro che ho fatto appunto per parlare sempre di questo libro, mi sono detto, ma l'Italia è un paese vecchio che arriva sempre dopo. E ho detto, ma non va bene, cioè in questo momento storico non va bene che noi siamo un paese vecchio che arriviamo sempre dopo. E mi sono detto, ma è sempre stato così. Ho capito, ma è sempre stato così, a una certa deve essere interrotto, questo è sempre stato così. E quindi è un po' una cosa consolidata, che ci arriviamo dopo sullo smart working, che ci arriviamo dopo la settimana corta, è sempre vabbè, ma è sempre andato così, siamo sempre arrivati dopo. E va bene, ma non so quanto possa far bene in un mondo globalizzato, in un mondo dove ci sono sempre più tensioni economiche, geopolitiche, è sempre andata così, e vabbè, tanto poi ci arriviamo. E allora io ringrazio Giorgia Paccione Di Bello, è stata una lunga conversazione, non c'è una morale della favola da trarre dal libro, perché il libro, come lo dicevi tu, non è che abbia una soluzione o delle soluzioni a buon mercato, però diciamo, mettendo in fila i dati e i ragionamenti e anche gli spunti che si possono prendere da altre esperienze più pragmatiche della nostra,
qualche ideuzza forse potrebbe maturare fuori. Sicuramente matura nella mente di chi legge questo libro, lo ricordo, Millennial, la generazione dimenticata, scritto da Giorgia Pacione Di Bello, edito da Capponi Editore. Giorgia, per il momento grazie. Grazie a te. Ci sentiamo presto. Ciao. Avete ascoltato Auto da Fè.